Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Non rappresenta ancora un caso giudiziario il rinvenimento di alcune microspie nascoste all'interno della stanza del sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo. Allo Stato, alla Procura della Repubblica del capoluogo calabrese, non è pervenuta alcuna denuncia, tanto che il procuratore capo Vincenzo Lombardo è venuto a conoscenza della situazione leggendo i giornali. La vicenda sarà comunque valutata. I carabinieri di Vibo Valentia hanno denunciato 21 persone per una truffa ad una compagnia assicurativa. I militari sono risaliti alla scoperta di ben 8 sinistri simulati attraverso i quali le persone indagate, al fine di percepire il risarcimento del danno, facevano risultare coinvolto nell'incidente sempre lo stesso uomo a cui mesi prima erano stati rubati i documenti dell'auto. Gli indagati sono accusati di danneggiamento fraudolento dei beni assicurati e falsità materiale. Finalmente è arrivato da Roma un segnale di interesse nei confronti della Calabria sull'emergenza ambientale. Ieri la Camera dei Deputati ha approvato una mozione bipartisan che chiede l'impegno del governo per le coste calabresi. Dal ministro Prestigiacomo però arriva una brusca frenata. Sulle navi ha affermato che non si possono cercare in tutto il Mediterraneo. Per Crotone invece ha sostenuto che può avere fondi governativi solo per i siti di interesse nazionale, relativi alle sole aree che ospitano le fabbriche e non all'intero territorio comunale. Sono in corso valutazioni da parte della Questura di Reggio Calabria in merito al comportamento omissivo tenuto dall'arbitro in occasione dell'incontro di calcio San Luca Bianco di domenica scorsa, quando 3 calciatori erano scesi in campo con il lutto al braccio per la morte del boss dell''Ndrangheta Antonio Pelle. Non autorizzata, la scelta è finita anche sulla Gazzetta dello Sport. La Questura aveva già comunicato l'emissione del DASPO a carico del vicepresidente del San Luca Giuseppe Trimboli per un anno. 500.000 euro, questa è la cifra record vinta a Reggio Calabria da un cittadino straniero, grazie al Gratta e Vinci il miliardario. Il fortunato biglietto è stato acquistato ieri mattina presso la tabaccheria Guido Pellicanò di Via De Nava. Raggiunto al telefono, il responsabile ha confermato la vincita. Presentato presso i locali del CONI regionali il risultato ottenuto da Alessandra Basile e Marco Mondello, atleti di pattinaggio artistico, registrato al trofeo internazionale Open the Dance che si è svolto dal 22 al 24 ottobre in Francia. I due sono i primi sportivi meridionali di pattinaggio artistico ad aver indossato la maglia azzurra e ad aver ottenuto successi in ambito internazionale. Sono iniziati ieri 4 giorni all'insegna del buon vino e del buon cibo presentati dal presidente della Proloco di Catanzaro Filippo Capellupo per la festa dell'uva con il tradizionale appuntamento di San Martino. Per dare il via agli eventi in piazza Prefettura sono stati allestiti alcuni stand curati dalla Coldiretti con l'esposizione di prodotti tipici calabresi. Ieri sera a Cosenza, nel Cinema Teatro Italia Roldotieri, si è esibito Carlo Martinez. Il mimo spagnolo, conosciuto e apprezzato in molti paesi del mondo per la sua comunicazione essenziale e ricca d'espressività, ha portato sulla scena Human Rights, lo spettacolo patrocinato da Amnesty International che ha come tema la salvaguardia dei diritti umani. È stato presentato nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria il calendario per la nuova stagione teatrale. Anche se l'amministrazione comunale ha dovuto contrarre le spese, variegati e di grande levatura artistica e culturale gli spettacoli di lirica, danza, prosa e musical rappresentate al Teatro Comunale Cilea. Si comincia l'8 dicembre con Donizetti.